Ore 13, salute, ben ritrovati in studio, reflusso gastroesofageo, cause e terapie. Ne parliamo quest'oggi in compagnia del dottor Alberto Tringali. Abbiamo subito una telefonata da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Io sono Luca da Rovigo, buongiorno. Buongiorno, prego Luca, ci dica. Buongiorno, volevo chiedere al dottore una domanda molto veloce. Io soffro da 20 anni di questa malattia che ha generato un po' di gastrite, insomma, ma più che altro un problema al cardias a livello di incontinenza. E sono in trattamento da ormai 20 anni con i farmaci predisposti, per cui pantoprazolo, ecco, per non dare nominativi di medicinali. Volevo capire, ecco, questi tipi di farmaci hanno creato con le ultime gastroscopie fatte di controllo delle poliposi che i colleghi del dottore mi dicono essere del tutto naturali come effetto secondario del farmaco. Volevo capire se a lungo andare questi tipi di polipi possono generare e dare problemi più rilevanti. Grazie. Grazie Luca per la sua domanda. Cosa possiamo rispondere? Una domanda molto interessante. In realtà un effetto collaterale, diciamo, dell'omeprazolo, quindi del farmaco che diamo per curare la malattia del reflusso gastroesofageo, è proprio la formazione di questi polipi, che sono in realtà dei polipi reattivi, sono dei polipi iperplastici, infiammatori, non sono dei polipi che degenerano. Quindi diciamo che è un aspetto cosmetico che noi endoscopisti guardiamo facendo la gastroscopia, ma in realtà non hanno nessuna possibilità di degenerare in senso neoplastico. Quindi rassicurerei sicuramente a casa dicendo che questi polipi che noi descriviamo sono la maggior parte associati appunto a una reazione legata appunto a una lunga, come anche il paziente a casa, assunzione di questi farmaci, che portando a una assenza di acido nello stomaco, che in realtà non dovrebbe esserci, porta a una reazione della mucosa gastrica che aumenta di dimensione e crea proprio come reazione la formazione di questi polipi. Quindi il telespettatore paziente può restare moderatamente tranquillo, insomma. Assolutamente non sì, in anche pensiero, considerando il fatto che di solito quando noi vediamo per la prima volta questi polipi facciamo delle biopsie per essere proprio sicuri che si tratta di un polipo di questa natura. Quindi insomma conseguente all'assunzione dei farmaci per curare il reflusso. Senta, per certe patologie, per certe malattie esiste una condizione congenita. C'è una certa familiarità anche per il reflusso gastroesofageo? Ma diciamo che non c'è una correlazione, ecco, si sono fatti alcuni studi sul fatto che ci sia una correlazione anche familiare o genetica. In realtà non è stata trovata una correlazione per quanto riguarda la malattia del reflusso gastroesofageo in dei geni o in fattori predisponenti nella genetica, mentre molto più importanti sono quelli di cui abbiamo discusso, cioè i fattori demografici e i fattori ambientali. Abbiamo un'altra telefonata da casa, sentiamo che cosa ci vogliono dire. Pronto, buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Stefania e parlo da Treviso. Prego Stefania, buongiorno. Volevo chiedere al dottore, io soffro di reflusso, la gastroscopia ha dimostrato che ho il cardias incontinente e un diverticolo esofageo toracico. Allora io comincio con le gengive che si gonfiano, le afte in bocca e poi mi vengono delle afte all'epiglottide che non so come debellare. Non so cosa prendere, perché ogni tanto prendo qualche bustina di Riopan o i soliti farmaci, e che comunque mi sono accorta che se solo non mangio la sera e praticamente lascio lo stomaco un po' a riposo, prolungo questa sensazione di benessere, per modo di dire. Però le tengo a precisare che io non ho quasi mai bruciore allo stomaco. Adesso è una cosa un po' strana. Sì, prego Stefania, concluda, ecco, che poi le diamo una risposta. È una cosa un po' strana perché i medici sono tutti indirizzati sul disturbo gastroesofageo, perché ho fatto esami di tutti i tipi, di tutte non trovano altro. Ho fatto anche la biopsia questa afta che dice che il tessuto è infiammato e basta, non c'è altro. Grazie Stefania, grazie per la sua telefonata. Cosa possiamo rispondere? Ma la telespettatrice diciamo così, introduce l'argomento di quelli che sono i sintomi atipici o come un tempo si chiamavano i disturbi extraesofagei di malattia del reflusso gastroesofageo.
perché i sintomi alti, quelli che dicevo che sono legati al fatto che il reflusso, quindi che l'acido possa arrivare anche in bocca, dà contezza del fatto che dei pazienti possono avere disturbi anche di origine di tipo otorino-laringoiatrico, quindi faringiti, laringiti, ci sono dei pazienti che soffrono anche di carie per le erosioni dentali legate all'acido presente in bocca, fino ad arrivare ovviamente alle forme più estreme di asma o di patologia, diciamo, legata all'inalazione di particelle di acido all'interno dei bronchi. E invece i sintomi più tipici del reflusso? I sintomi tipici sono fondamentalmente il bruciore, che è il sintomo che noi tutti diciamo è di più frequente riscontro, che comunque porta la maggior parte delle volte i pazienti a fare una correlazione fra il reflusso, diciamo, d'acido e il disturbo, il sintomo, e il rigurgito. Questi sono i due sintomi tipici. Poi tra i sintomi atipici abbiamo già accennato al fatto che c'è il dolore toracico, ma possiamo avere anche diciamo, la disfagia, la tosse, e questi sono dei disturbi che spesso vengono ovviamente confusi o interpretati come una patologia di diversa origine. Penso al dolore toracico, che può essere anche molto intenso in questi pazienti. Può allarmare anche i pazienti, può allarmare no? i pazienti, può portarli anche in pronto soccorso, pensando proprio perché è difficile da distinguere da un vero e proprio attacco cardiaco, da un infarto. La tosse, per esempio, è una tosse cronica molto fastidiosa, che può far pensare a un evento anche asmatico o asmatiforme, per cui entra in diagnosi differenziale con tutte quelle che sono le patologie appunto legate alle patologie bronchiali, soprattutto all'asma, e poi la disfagia, che invece è un altro disturbo che possono colpire questi pazienti, soffrire i pazienti, e in questo caso il gastroenterologo deve fare una diagnosi differenziale con un'altra patologia che è di origine un po' allergica, che si chiama esofagite eosinofila, per cui in questo caso la gastroscopia, assieme associata alle biopsie, può dare ovviamente una diagnosi definitiva al paziente. Un'ultima domanda prima di andare in pubblicità: sono sintomi che possono presentarsi anche durante la notte, quindi durante il sonno? Assolutamente sì, consideriamo che quando noi dormiamo eliminiamo uno dei fattori protettivi di cui non abbiamo accennato, che è la gravità. Quindi siamo praticamente in una posizione o supina o prona, secondo le abitudini che abbiamo di dormire, e questo ovviamente azzera la gravità, fa sì che lo stomaco si trovi alla stessa altezza dell'esofago, e quindi liberamente tutto il contenuto acido dello stomaco può passare all'interno dell'esofago. Allora, noi ci fermiamo per l'ultima breve pausa di pubblicità, torniamo tra pochissimo.